voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Un benvenuto allo studio del venerdì, con Proverbi 22. Tutti vorremmo percorrere una strada giusta. Un'altra versione dice: perché la tua fiducia sia riposta nel Signore, voglio indicarti oggi la tua strada. È proprio la tua strada. Pertanto tutti vorremmo percorrere una strada giusta. Se impostiamo il navigatore della nostra auto lo facciamo perché non vogliamo perderci e soprattutto per il desiderio di arrivare a destinazione. Il io voglio indicarti la strada non è solo offrire una direzione, quanto uno scopo, perché il vivere con uno scopo è tutt'altra cosa. E la conoscenza garantita da qualcuno che ci dice voglio indicarti oggi la tua strada. È quella conoscenza che ci fa percepire delle sensazioni, ci insegna a distinguere. Infine anche sperimentare qualcosa che forse non abbiamo mai sperimentato. Questa è la nuova nascita, qualcosa che non abbiamo mai sperimentato. Sì, sto parlando di Dio. Noi possiamo sperimentare Dio. Tu puoi sperimentare Dio all'opera nella tua vita e nelle tue circostanze, che siano favorevoli o sfavorevoli. Si tratta allora questa sera, come in ogni momento che incontriamo la parola vivente e rivelata di Dio, di prendere coscienza di ciò che viene narrato e che riceva le nostre considerazioni. Significa in fin dei conti pensare, ragionare e non solo ascoltare. Quando noi ascoltiamo la parola del Signore entriamo in una elaborazione di quel pensiero. Si tratta allora di incontrare Dio nella nostra quotidianità, perché Lui è interessato a tutto ciò che facciamo. Lui ascolta e vede ciò più di quanto noi lo facciamo con gli altri. Infine, possiamo anche ambire a dare direzione agli altri, quindi non solo sperimentare un cammino con Dio, quanto anche favorire gli altri ad intraprendere questo cammino. Se hai un incontro con Dio, se il desiderio ti porta da Lui, allora potrai contare su una direzione. Bene, leggiamo dalla parola del Signore Proverbi 22 e poi cerchiamo di sviluppare alcune tematiche all'interno di questo capitolo. Leggiamo prima il testo della parola del Signore e poi preghiamo affinché il Signore ci parli, ci riveli, ci persuada, in un certo senso, nelle indicazioni fornite da questa parola meravigliosa. Leggiamo insieme. La buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze e la stima all'argento e all'oro. Il ricco e il povero si incontrano, il Signore li ha fatti tutti e due. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Spine e lacci sono sulla via del perverso. Chi ha cura della sua vita se ne tiene lontano. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere. Anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Il ricco domina sui poveri e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Chi semina iniquità miete sciagura e la verga della sua collera è infranta. L'uomo dallo sguardo benevolo sarà benedetto perché dà il suo pane al povero. Caccia via il beffardo, se ne andranno le contese, cesseranno le liti e le offese. Chi ama la purezza del cuore e ha la grazia sulle labbra, ha il re per amico. Gli occhi del Signore proteggono la scienza, ma egli rende vane le parole del perfido. Il pigro dice: là fuori c'è un leone, sarò ucciso per la strada. La bocca delle donne corrotte è una fossa profonda. Chi subisce l'ira del Signore vi cadrà dentro. La follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Chi opprime il povero l'arricchisce.
Chi dona al ricco non fa che impoverirlo. Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei saggi e applica il cuore alla mia scienza. Ti sarà dolce custodirle in cuore e averle tutte pronte sulle tue labbra. Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Non ho già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti per farti conoscere cose certe, parole vere, perché tu possa rispondere parole vere a chi ti interroga? Allora non derubare il povero, perché è povero, e non opprimere il misero alla porta della città, poiché il Signore difenderà la loro causa e spoglierà della vita chi avrà spogliato loro. Non fare amicizia con l'uomo collerico, non andare con l'uomo violento, perché tu non impari le sue vie ed esponga te stesso a un'insidia. Non essere di quelli che danno la mano, che danno cauzione per debiti. Se non hai di che pagare, perché esporti a farti portare via il letto? Non spostare il confine antico che fu messo dai tuoi padri. Hai visto un uomo veloce nelle sue faccende? Egli sarà al servizio del re, non starà al servizio della gente oscura. Fin qui la parola del Signore, vogliamo pregare. Signore, questa sera vogliamo e desideriamo cercare quella strada, che tu possa indicarci quella strada che riguarda me, che riguarda ognuno di quelli che questa sera sono qui in sala, una strada necessaria per indicare la direzione a coloro che ci ascoltano. Signore, tu sei un Dio personale, un Dio che si rivela, ci incontra e ci spinge a credere. Pertanto, Signore, sappiamo che stiamo toccando le cose soprannaturali, stiamo toccando le sfere del cielo. Abbiamo bisogno che tu parli ai nostri cuori, che tu ci faccia capire la tua volontà, che tu ci faccia vivere questa vita, Signore, in una relazione con te. Preghiamo perché il tuo Spirito possa questa sera condurci, persuaderci, coinvolgerci, Signore, in questa narrazione che è una narrazione ispirata, è una narrazione che proviene da te, Signore, e hai permesso che arrivasse fino a noi oggi, questa sera. Prepara il nostro cuore, Signore, che possiamo avere un buon terreno sul quale gettare quel seme della vita, quel seme che in qualche modo farà germogliare qualcosa di nuovo in ciascuno di noi, Signore. Te lo preghiamo, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Un buon nome, versetti 1 e 2, val più di grandi ricchezze, e la benevolenza altrui più dell'argento e dell'oro. Il ricco e il povero si incontrano, il Signore ha creato l'uno e l'altro. Un buon nome, mi sono chiesto, a chi ci insegna? Chi è che ha un buon nome? Beh, un buon nome è colui che in qualche modo si è rivelato in mezzo agli uomini, è Dio stesso che ha un buon nome, è Dio che si rivela, è Dio che comunica i suoi propositi, è Dio che stabilisce i criteri di una relazione, pertanto possiamo imitare il suo carattere, la sua natura, il suo essere prossimi agli altri. Un uomo molto amato dal suo popolo era proprio il re Davide, e lui aveva un buon nome in mezzo al suo popolo. Questa sera vedremo che significa anche avere un buon nome. Seconda Samuele 3,36 si dirà appunto di questo re Davide che tutto il popolo notò la cosa e la trovò giusta. Quanto fece il re ebbe l'approvazione del popolo intero. E il buon nome o la benevolenza significa avere qualcosa di valido che ci appartiene e che ci rende attraenti agli altri, affinché gli altri possano nutrire fiducia in noi. Questo significa avere un buon nome. Mi fido di te. Davide ha potuto dire di no in questa circostanza,
ad una situazione che lo avrebbe compromesso davanti a Dio, con le conseguenti ricadute di benedizione anche sul suo popolo, dicendo no a qualcosa che gli volevano far fare. Lui non solo è benedetto dal Signore, ma è benedetto e di benedizione anche per il suo popolo. Allora non è una questione di ricercare consensi a tutti i costi, ma offrire serenità a chi ci sta intorno, nella Chiesa, nella famiglia, nel lavoro. Questo significa avere un buon nome, rassicurare le persone che sono intorno a noi. Un buon nome può essere oscurato da una calunnia, ovvero qualcosa che non è vero contro di noi. Questo è un attacco al nostro buon nome. Un buon nome può essere però oscurato anche dalle nostre bugie. E questa è la nostra responsabilità. Mentire costantemente è quel tentativo di confermare la nostra reputazione, perché sappiamo che potrebbe essere compromessa. In realtà, con la bugia, il mentire, stiamo cercando di ottenere ciò che vogliamo, ma non è questa la strada. La strada è diversa, quella che abbiamo visto nell'esempio di Davide. Allora, come possiamo far crescere il nostro buon nome? Vogliamo essere anche pratici. Come può essere riconosciuto questo buon nome? Filippesi, capitolo 2. Andiamo all'epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetti 2 a 4. E l'Apostolo dirà: rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quanto sono importanti le nostre relazioni, quanto è significativo e quanto è significativo il valore elevato che diamo alle nostre comunità. Perché noi veniamo in chiesa? Perché noi abbiamo bisogno della comunità? Perché il Signore non ci ha creati come degli esseri soli. E il primo impegno lo ha preso con una donna, il primo impegno lo ha preso con la nostra solitudine. Così rendete perfetta la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Si gioisce insieme, ma si piange pure insieme. Questa è la comunità. Come stai? E poi magari dopo questo come stai raccontiamo solo di noi stessi. Ma questo non è come stai. Come stai significa essere pronto ad ascoltarti. Pertanto essere comunità significa avere gli strumenti di dialogo, di relazione. Rendete perfetta la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità. Pertanto questo è un modo per far crescere il nostro buon nome. E come riconoscerlo nelle nostre vite. E poi andiamo al versetto 2, il ricco e il povero si incontrano, il Signore ha creato l'uno e l'altro. È sempre difficile accettare questo, che il Signore ha creato sia l'uno che l'altro, però è così. Però lo scopo è che si incontrino. E secondo voi il ricco e il povero si incontrano spesso? Un po' meno. Il Signore è il creatore di entrambe queste categorie, anzi chiede che si incontrino perché entrambi creati da Lui. Quante considerazioni possiamo fare su questo incontro? Perché è un incontro proteso anche a toglierci qualcosa che potrebbe essere non utile, ma necessario perché il povero abbia la possibilità di vivere. Questo mondo è abitato, almeno a metà 2024, erano 8 miliardi di persone, di uomini e donne. E non so se avete fatto caso anche dai mass media e dalle notizie, è sempre più polarizzato tra poveri e ricchi. Anzi, la ricchezza è stata ridistribuita nelle mani di poche persone. Quindi siamo nel dramma di una grande polarizzazione ed è sempre più difficile che ci sia la possibilità di un incontro
nel favorire politiche che lo possono permettere. Pertanto il Signore ha una parola anche per queste situazioni qua. Il povero e il ricco si incontrano. Il Signore ha creato l'uno e l'altro. È solo quando riflettiamo sul concetto che tutti apparteniamo allo stesso Dio che la nostra visione d'insieme cambia, poiché il Signore ha creato l'uno e l'altro. Pertanto si potrebbe fare qualcosa per favorire questo incontro. Poi c'è una raccomandazione al versetto 3 che dice che l'accorto vede il pericolo e si nasconde. Gli inesperti vanno avanti e lo pagano. È un proverbio recita che la differenza tra la persona esperta da quella che non lo è che la persona esperta vede il pericolo prima che accada. Invece la persona inesperta la vede solo dopo che è accaduto. Quindi anche qui possiamo imparare qualcosa. Certo, impariamo dai nostri fallimenti sicuramente e ci rialziamo, però l'accorto vede il pericolo e si nasconde. Pertanto il nascondersi è una forma di protezione, sembra ci stia dicendo anche di non essere impulsivi, piuttosto ragionare, anche quando facciamo delle scelte, proprio per non incorrere in pericoli che possiamo evitare. Poi si parla di frutti, versetto 4, frutti dell'unità sono il timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita. Frutti dell'umiltà. Ora parliamo di frutti. Una delle conseguenze del destino di Adamo ed Eva fu che divennero mortali. Successivamente espulsi dal giardino, perdendo la comunione con il loro creatore. Possiamo dire che persero la ricchezza, l'onore e la vita, perché alla vita è subentrata la morte. Si intravede orgoglio perché hanno creduto alle parole del serpente. Quando mangerete quel frutto sarete come Dio. Allora, quale requisito, guardando Genesi 3, in particolare dopo la caduta, si rende necessario avere affinché ci siano i frutti dell'umiltà? Direi che è necessaria la grazia. La grazia che a loro è anche stata promessa nel Redentore Gesù e in vista del suo sacrificio. Dio ha fatto una promessa immediata, non ha dato un'espiazione, ha detto ok, le cose sono andate così, non dovevano andare così, però parlando con la donna promette la vita, promette il Messia. Dio non ci abbandona ai nostri errori, anzi ci lascia conoscere come risolvere e ritornare liberi. Ecco perché la strada questa sera è una strada per te. Dio non ha abbandonato questa umanità. Nel momento in cui impariamo che Dio è Dio e noi siamo noi, allora pratichiamo il timore e quel timore genera umiltà, che non è altro un modo per non negare noi stessi, quanto pensare meno a noi stessi. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso, ma non negare te stesso. Se dovessimo immaginare questo versetto e descriverlo, potremmo pensarlo come i rami piegati di un albero che porta molto frutto. I saggi si curvano, ma in quel curvarsi sono carichi di tanto frutto. E invece un bastone secco si può solo rompere, spezzare. Pertanto l'umiltà offre una ricompensa. Si parla di ricchezza, onore e vita, che scardina il nostro concetto di vita. E Gesù lo spiega chiaramente nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetti 29 e 30. Gesù gli rispose: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo, che non riceva già al presente 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle, e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. Che concetto abbiamo della vita eterna? A volte una ricompensa è il risultato di una perdita. Le perdite di Giacobbe, chi li ricorda? Quante perdite? Sono dolorose. Ma poi il Signore ha restituito più di quanto ha perso. Lui lo ha sperimentato in vita, noi possiamo intenderla nel dono della salvezza e nei benefici di questa vita e in quella a venire.
La perdita è riferita a ciò che ci distrae dal vero scopo della nostra esistenza. Bisogna lasciar poter ricevere qualcosa di nuovo che dà significato alle nostre vite. Qui entriamo di nuovo nel campo di questa polarizzazione tra il male e il bene. Versetti 5 e 6, spine e tranelli sono sulla via del perverso. Chi ha cura di se stesso sta lontano. Abitua il giovane secondo la via da seguire, neppure da vecchio se ne allontanerà. Spine e tranelli sono sulla via del perverso. Pensare a questo mondo che va avanti con una regia soprannaturale ci incoraggia a pensare che non tutto andrà nel modo in cui vediamo e che frustra le nostre vite. Perché a volte diciamo, oh, basta. Infatti siamo sottoposti a tante ingiustizie che ci portano ad affermare o per alcuni ancora anche negare Dio stesso. Perché non fa nulla per cambiare certe situazioni? Eppure è scritto spine e tranelli sono sulla via del perverso. Allora, se il perverso prepara delle spine per gli altri, le incontrerà anche sulla sua strada. Non è detto che tutte le spine e tutti i tranelli sono per gli altri, sono anche per lui. Nessuno vorrebbe cadere in un tranello. È un'insidia preparata per far cadere qualcuno. È studiata nei minimi dettagli, come quando fanno le rapine, no? Tutto studiato, calcolato, i tempi, gli spazi, tutto è studiato nei dettagli. Ed è il comportamento tipico del perverso, perché sa anche costruire negli altri sensi di colpa. Ma Dio potrà fare qualcosa per sbarrare il suo agire a scapito degli altri. L'esortazione è che possiamo curare noi stessi per non cadere nelle sue insidie. Allora, se le spine e i tranelli sono la descrizione della vita di coloro che non credono, che non sanno dove stanno andando, che non conoscono il loro destino, ovvero la morte eterna, allora chi ha cura di se stesso sta lontano da quella vita. Basterebbe leggere il Salmo 1 per capire come stanno le cose, le due vie. Pertanto queste cose insegnale ai giovani. Dille subito, dille ai tuoi figli, ai nostri figli, dille in chiesa. Insegnale ai tuoi figli, affinché sentano il desiderio di intraprendere una delle due vie. Rendi testimonianza, puoi confermare con la tua vita che percorrere una di quelle due vie ne vale veramente la pena. Cioè la nostra fede, il nostro desiderio di appartenere a Dio, in qualche modo arriva, prima o poi arriva. La gioia della salvezza può essere nascosta? E come si può nascondere la gioia della salvezza? Ecco che il salmista al Salmo 1 dice proprio così, i primi 3 versetti: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli non va alla legge perché è obbligato dalla legge, lui va alla legge perché vuole trovare qualcosa che riempia, rallegra il suo cuore. Ma il cui diletto è nella legge del Signore. Vedete il piacere. Il piacere è qualcosa che Dio stesso ha messo nelle nostre vite. Non c'è solo il piacere sessuale, non c'è il piacere di mangiare un buon cibo, ma c'è un diletto, c'è un piacere anche nel cercare, nel scavare in questa legge, qualcosa che ha a che fare con le nostre vite e ci permette di conoscere maggiormente Dio. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Chi ha cura di se stesso sta lontano, dice l'autore, Proverbi, fa prevenzione, ma non ha una legge naturale che lo aiuta, piuttosto ricerca la legge del Signore che fornisce nuovi percorsi. Alla fine quello che veramente fa la differenza è sempre la nuova nascita, perché se no saremmo sempre in continue cadute.
Versetti 11 e 12. Il Signore ama chi è puro di cuore e chi ha la grazia sulle labbra è amico del Re. Gli occhi del Signore proteggono la scienza ed egli confonde le parole del perfido. E mi sono chiesto, ma chi non vorrebbe essere amico del Re? Chi non vorrebbe essere un amico di un sindaco importante? Non capita tutti i giorni avere delle attenzioni da qualcuno che è in autorità. Magari la stima di un superiore per un militare, di un datore di lavoro, di un capo ufficio. Una persona per bene è una grande benedizione per la comunità. E quindi anche per il rappresentante della sua comunità, che in questa circostanza è nella figura e nella persona di un re. La pace e la prosperità di un regno sono garantiti proprio dalla presenza di coloro che hanno grazia sulle proprie labbra. Perciò se hai grazia sulle tue labbra, saprai che il Signore ti userà, ti benedirà, ti renderà utile alla corte del Re. Quella che alcuni teologi chiamano grazia comune è quella virtù in capo a uomini e donne giusti che sono in grado di far prevalere la giustizia laddove c'è ingiustizia. Il salmista Davide, nonché il re Davide, aveva un occhio attento nell'individuare nel suo regno coloro che avevano grazia sulle loro labbra. Se li teneva vicini, se li teneva a corte, li avrebbe avuti come servitore. Da noi c'è un detto in dialetto che dice così: vai con quelli migliori di te, lo sto dicendo in italiano, e pagagli le spese. Pagagli le spese, rendigli qualcosa che merita. Bene, salmista Davide dice qualcosa di simile nel Salmo 101, versetto 6. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicino a me. Quelli me li tengo stretti. Chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore. E questa è una grande sfida per ciascuno di noi, essere al servizio del Re, possiamo dire del Signore prima, e poi nei compiti, negli ambiti in cui siamo a servire questa comunità più ampia. Come ottenere la purezza di cuore? Abbiamo bisogno di un'opera speciale, di un lavoro radicale che necessita di un incontro personale con Dio per mezzo della fede in Gesù e nel ricevere il suo perdono, perché è disponibile a tutti quelli che credono. Infatti, versetto 12 dice: gli occhi del Signore proteggono la scienza ed egli confonde le parole del perfido. Cosa sarebbe la ricerca scientifica se non fosse anche trascritta o trasmessa agli altri? Cosa ne sarebbe della ricerca? Dio ha un piano anche per questo. Protegge l'uomo che possiede conoscenza. Se un medico scopre la cura di una malattia, penso e credo che tutti noi vorremmo che da quella scoperta non fosse solo nella sua disponibilità, quanto poter essere condivisa per il bene della comunità. Bene, su questa situazione qua Dio regna. Dio protegge la scienza. Fa in modo che la ricerca, fa in modo che si possa in qualche modo essere preservati. Gli occhi del Signore proteggono la scienza. Pensiamo solo alla Bibbia, quella che facilmente oggi abbiamo tra le mani. Come questo libro è stato conservato nei secoli, come questo libro è stato bruciato, come questo libro è stato danneggiato, strappato, insieme a quelli che chiamavano eretici. Perfino un libro proibito da una cultura cattolica che ha dominato e domina questa nostra cultura occidentale. Se non fosse stato un certo Giovanni Diodati, tra fine 500 e inizio 600, non ci sarebbero state Bibbie in Italia, diffuse solo clandestinamente e bruciate insieme a coloro che venivano definiti eretici. Stiamo parlando del periodo della Riforma.
ma gli occhi del Signore hanno protetto la scienza, perché questa è anche scienza. Qui c'è la scienza nella parola del Signore, affinché nessuno rimanga nell'ignoranza di Dio, per il semplice motivo che in ogni epoca ci sia chi gli rende testimonianza. Quando noi leggiamo i Vangeli, quando noi leggiamo ciò che Gesù ha fatto e ha detto, la sensazione, non so se vi è capitata questa sensazione, è quella di essere dei testimoni oculari degli eventi come lo sono stati gli apostoli e le donne con lui. Cioè, quando noi leggiamo i Vangeli, sembra di essere lì, sembra di essere parte di questa narrazione, come degli osservatori. Eppure è un mondo così distante, culturalmente, storicamente, tante cose neanche le capiamo come le vivevano. Però nella lettura soprattutto dei Vangeli, è come essere lì. Egli confonde le parole del perfido. L'idea è che sul male c'è sempre la supremazia di Dio, anche quando il male dilaga. Non è forse Gesù che ha potuto dire a Satana: sta scritto? Poi una riflessione sul lavoro e sulla pigrizia. Versetto 13. Il pigro dice: c'è un leone là fuori, sarei ucciso in mezzo alla strada. Questa è una indicazione interessante dal punto di vista del lavoro, perché essere inattivi, non lavorare, ci lascia vedere la realtà in modo distorto, ci lascia vedere un leone laddove il leone non c'è. Direi che è anche un'immaginazione. Il pigro dice che c'è un leone là fuori, ma non è così. L'uomo è stato creato per il fare, per essere in azione. Diversamente impegnerà la sua mente in qualcos'altro. Il pigro lo fa con l'immaginazione. Ora vorrei avviarmi alla conclusione di questa prima parte dello studio, che sicuramente non ha l'ambizione di esaurire gli argomenti trattati in questo capitolo, quanto favorire un secondo momento, quello che avremo a breve nei locali di Via Croazia 14 a Udine, potendo ancora interrogare il testo, fare domande, formulare risposte, al fine di essere fortificati nella conoscenza della parola di Dio e poter agire. E qui c'è un'esortazione, versetti 17 a 19, porgi l'orecchio e ascolta le parole dei sapienti e applica la tua mente alla mia istruzione, perché ti sarà piacevole custodirle nel tuo intimo e averle tutte insieme pronte sulle labbra, perché la tua fiducia sia riposta nel Signore. Voglio indicarti oggi la tua strada. Così come abbiamo iniziato con questo versetto, vogliamo anche avviarci alla conclusione. È scritto che Dio vuole indicarci la strada, lo abbiamo già detto. Da dove partire in questa ricerca? Diciamo che la conoscenza di Dio deve precedere la fede in Dio. Se non conosco Dio, come posso fidarmi? Prima di fidarmi di qualcuno devo conoscerlo. Egli è una persona, conoscere il suo carattere, i suoi attributi. La Bibbia ha questa capacità di farci conoscere affinché possiamo riporre la nostra fede in Lui. Ecco perché leggiamo la Scrittura, perché vogliamo conoscere per fidarci, perché la fiducia è una conseguenza di qualcosa che ho conosciuto, della conoscenza. Geremia 29, 12 e 13, voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Pertanto, porgi orecchio e ascolta, applica la mente alla mia istruzione. Così abbiamo letto. Solo allora ti sarà piacevole custodire questa conoscenza nel tuo cuore e avere fede in colui che hai conosciuto. Si segue Dio nel momento in cui lo hai anche conosciuto e incontrato. Non sono forse i bambini quelli che ci insegnano questo? I nostri bambini? O i bambini
quando li vediamo con i genitori? Non sono forse loro che cercano e dipendono prima da una madre e poi si completano nell'incontro di un padre? Il futuro di un bambino dipenderà molto da quello che il padre è e soprattutto fa. E se non si realizza questa unione nella giovane età, allora la sua vita sarà caratterizzata da insicurezze. Così è con Dio. Infatti è scritto: beato l'uomo che confida nel Signore e la cui speranza è il Signore. La differenza però è che Lui è un padre modello, speciale, che può curare anche le ferite di coloro che non hanno avuto un padre che li ha preparati alla vita. Perciò quante volte in consulenza si potrà dire a qualcuno che ha una crisi, ha un problema, ha un peso: hai un Padre Celeste che può in qualche modo sopperire a questa mancanza che tu stai manifestando. Versetto 19: perché la tua fiducia sia riposta nel Signore, voglio indicarti oggi la tua strada. Ora è come dire, questo versetto è molto personale, è come dire: ora parliamo di te, va bene? Parliamo di te. Tutta la Bibbia è rivolta a te. Non c'è il vicino di casa, non c'è la moglie, non c'è il marito, ma ci sei tu. È un invito alla persona che ha un nome, appartiene ad una nazione, ad una famiglia. È come se la Bibbia potesse dire: sì, vorrei parlare proprio a te. Vi ricordate lo sguardo dell'insegnante quando durante una lezione, abbiamo pure un insegnante qua in pensione, a un certo punto questo insegnante all'inizio parla a tutti, no? Quindi il suo volto gira di qua, gira di là, quindi si sentono tutti, come dire, tranquilli. Poi a un certo punto punta a quel signore, a quell'alunno che sta giù in fondo a sinistra, e lui incomincia a dire: adesso? E adesso cosa mi dirà? Cosa mi chiederà? A volte ci faceva paura quello sguardo, soprattutto quando non avevamo studiato. Ma Dio è diverso, ma Dio ha pazienza e ci prepara nella conoscenza di sé e di noi stessi affinché possiamo avere fiducia in Lui. Ora voglio indicarti la strada, perché Dio è interessato al mio tempo, alle tue circostanze. È un Dio personale. Vuoi conoscere l'esperienza di altri che ti hanno preceduto nel passato? Vorresti conoscere le reazioni di altre persone che abitavano una città come Tessalonica qualche secolo fa? Ecco il testo, Prima Tessalonicesi 1, 5, 8. Guardate qui come vivono, come hanno reagito al Vangelo, ad un Vangelo che è personale. Oggi voglio indicarti la tua strada e non domani. Prima Tessalonicesi 1, 5, 8. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi, per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell'Acaia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Quando noi iniziamo a leggere la Bibbia, oppure qualcuno ci annuncia, ci legge qualche testo biblico, avviene sempre qualcosa di speciale, soprattutto quando riteniamo credibili anche le persone che ci parlano di Dio. Non è solo una questione di parole, come dirà Paolo, ma c'è un messaggio che arriva con la potenza e con la persuasione dello Spirito Santo, che ancora questa sera si impegna a persuadere le persone a credere. Dio sa come arrivare al tuo cuore. Ecco perché ti sta indicando una strada adesso. Non solo ha provveduto un mediatore di nome Gesù,
ma anche la persona dello Spirito Santo, affinché tu possa conoscerlo e credere. Il Vangelo è e rimane una buona notizia che può convincerti e soprattutto non solo cambiarti, ma anche sostenerti nelle tue circostanze. Ecco la strada che oggi ti è indicata. Riponi la tua fiducia nel Signore e troverai anche lo scopo della tua vita. Dio ti benedica.